Buongiorno telespettatori di Tele4, siamo in compagnia del presidente del Rotary Club Trieste, l'avvocato Alessandro Zammarchi, che ringrazio per essere tornato nei nostri studi. Ci eravamo visti abbastanza di recente, però il service più recente del Rotary meritava un ulteriore approfondimento perché c'è stata la presentazione di questa guidina dedicata alla chiesa di Sant'Antonio Taumaturgo, quella che noi chiamiamo Sant'Antonio Nuovo, e qui non vorrei innescare una diatriba, come dice Paolo Picchierri, su perché nuovo, perché quell'altro è vecchio, eccetera. Comunque nuova è. La guida, ecco. la guida è nuova, assolutamente la guida è nuova, ne parliamo più avanti, ma poi c'è stato, credo, mercoledì, se non mi sbaglio, anche la presentazione vera e propria del nuovo service che riguarda il vestibolo della chiesa di Sant'Antonio. Esatto, dove abbiamo collocato, anzi, dove abbiamo posizionato un dipinto seicentesco di cui si era persa sostanzialmente la memoria, nel senso che questo enorme dipinto, perché è alto circa 3 metri, largo 1,5 metri, era stato esposto in una grande mostra che a Trieste si era inaugurata nel 1924 e per quell'occasione era stato anche oggetto di importanti restauri che dimostravano quanto allora l'opera fosse ritenuta di alto rilievo storico-artistico. Restauri che però erano condotti come si faceva allora, non badando troppo alla sopravvivenza del sottile, appunto. Da quella mostra il quadro grosso modo scompare, o quantomeno scompare all'attenzione del pubblico. Pochi eletti riescono a vederlo in qualche deposito, poi finisce forse in sacrestia, però di fatto se ne perdono le tracce. Noi le tracce le recuperiamo lo scorso anno, quando in una visita a Sant'Antonio individuiamo il quadro e ci rendiamo conto essere un'opera assolutamente straordinaria. Cioè sotto la patina del tempo, sotto i segni del fumo delle candele, che in qualche modo avevano appannato l'efficacia rappresentativa di questa crocifissione, ci accorgiamo di avere un'opera del Seicento, e voi sapete che a Trieste i quadri del Seicento sono cosa rarissima, sì. E ci accorgiamo anche che certi particolari lo rendono un dipinto, per varie ragioni che non sto qui a raccontare, non essendo uno storico dell'arte, unico, e per questo anche ci rimettiamo a opinioni naturalmente più alte ed elevate culturalmente delle nostre, quali quelle della soprintendenza chiaramente, ma anche dell'Università degli Studi di Trieste, che interviene e al massimo livello inizia a studiare questo Quindi il dipinto era comunque visibile? No, il dipinto era in un deposito. Ah, in un deposito. Noi lo tiriamo fuori, lo facciamo più volte uscire alla luce, ma temporaneamente. Poi in una giornata in cui anche con il Rotary andiamo a fare una visita, lo lasciamo lì, più di uno di noi si stupisce non solo della qualità dell'oggetto, ma anche dello stato di conservazione, e si dice: ma perché non proviamo a impegnarci e a capire cosa... Da lì è partita una grande azione, perché prima di tutto bisognava studiarlo e capirlo. Le attribuzioni erano attribuzioni non molto certe, si parlava di Cignani padre, poi di Cignani figlio, ma in realtà nel corso dei decenni, dei secoli, anzi potremmo dire, la confusione sulle possibili attribuzioni è stata parecchia. L'unica cosa evidente, come dicevo poco fa, era la qualità, anche se ben nascosta sotto la famosa patina che dicevo. Quindi, prima operazione, studiarlo bene, per cui in un laboratorio adeguato lo abbiamo fatto andare a Udine, dove ci sembrava essere la migliore esperienza per affrontare un simile intervento. È stato sottoposto anche a quelle analisi che normalmente subisce una persona umana, cioè è stato portato in quelle realtà ospedaliere dove, esattamente, attraverso azioni radiografiche di approfondimento si è potuto capire. Deve essere una cosa affascinante. Meravigliosa. Infatti noi nel seguirla giorno dopo giorno ci siamo appassionati moltissimo. Man mano che capivamo di trovarci di fronte a un qualche cosa che era ancora più bello di quello che ci aspettavamo, ovviamente non solo cresceva l'emozione, ma anche l'entusiasmo dell'azione che stavamo svolgendo. E poi si è trattato di scegliere il luogo dove collocarlo. E qui viene il bello. Quel quadro apparteneva alla chiesa di Sant'Antonio precedente a quella che tutti noi oggi vediamo, cioè quella costruita da Pietro Nobile. Apparteneva a una chiesa che lì esisteva fino al 1807, poi viene demolita perché quella chiesa era insufficiente dimensionalmente parlando, perché ai cittadini non piaceva, aveva uno stile che non era gradito, e quindi viene organizzato un percorso selettivo
che le autorità locali curano, e si approda al progetto di Pietro Nobile, le cui carte adesso noi abbiamo anche messo a disposizione della comunità perché sono contenute nella guidina di cui si faceva accenno prima. E quindi ma c'è stato, se il dipinto apparteneva alla chiesa che non c'è più, ci sono stati anche dei problemi, ci sono stati dei passaggi burocratici? Allora, ci sono stati dei passaggi intermedi, nel senso che non è passato immediatamente dalla chiesa vecchia alla chiesa nuova, e anzi nella chiesa nuova potrebbe addirittura non essere mai stato collocato se non in deposito. Qualcuno mormora fosse finito in un certo periodo anche a San Giusto, però i ricordi su questo sono assolutamente labili, perché... Quindi avete ricostruito anche i passaggi? Abbiamo in parte cercato di ricostruire i passaggi, anche le fasi in cui si è tentato di salvarlo, cioè restaurarlo più o meno malamente, come si faceva in tempi sospetti, e tuttavia molti temi sono ancora aperti, e il bello forse anche di questa esposizione è che consente di vedere il quadro lasciando ancora la possibilità agli storici dell'arte di studiarlo in questa nuova luce, perché come dicevo l'abbiamo collocato dove? Ecco, l'avete collocato dove? Nel vestibolo destro della chiesa di Sant'Antonio, quello a cui si accede da via Ponchielli, numero 2 di via Ponchielli, e quindi in uno spazio che introduce alla chiesa, ed è estremamente suggestivo, perché gode di un'illuminazione naturale straordinaria, quindi a tutte le ore del giorno il quadro, oltre che il vestibolo, risaltano in modo che mi davvero... sembra, vado a memoria, quel vestibolo era anche particolarmente spoglio. Sì, anche perché c'erano due nicchie che sembravano fatte apposta per ospitare delle opere d'arte, poi in realtà sono state riempite da bacheche e poco altro. C'è la statua del santo, quindi una zona anche votivamente sul piano cultuale non banale, e molto frequentata, e questo fa sì che anche questo quadro possa adesso godere di una frequentazione particolare, anche facile, agevole, e anche la comprensione diventa agevole perché noi abbiamo scelto, in accordo sempre con il Ministero della Cultura, di porre accanto del quadro una semplicissima targa che ne chiarisce il secolo di produzione, e con un QR code rinvia a una scheda che sta nel nostro sito, ma che di fatto è raggiungibile da chiunque con uno scatto, e in quella scheda si trova la storia del quadro, le conoscenze attuali, e badate bene, il bello è che proprio adesso con questo sistema siamo in grado di aggiornare costantemente. Ho capito. Alla luce ove di vi quelle che fossero saranno le delle nuove novità conoscenze. Vengono inserite nel... dicevamo che mercoledì pomeriggio, se non mi sbaglio, quindi 2 giorni fa, si è svolta la cerimonia in cui... Era all'ora di pranzo, faceva un caldo... era ora di pranzo, sì. Siamo riusciti comunque a consumare anche un veloce brindisi da quelle parti per celebrare questo rito di... Difatti, chissà perché mi ero fissato che fosse di pomeriggio, ho già fatto questo errore. E era stato chiaro subito che quello sarebbe stato il luogo dove posizionarlo, o c'è stata c'è stato un grande, diciamo così, percorso di verifiche su quelle che potevano essere le realtà spaziali più congrue, però poi alla fine la scelta è approdata a questo, perché oltre ad essere ideale sul piano proprio della luce, della possibilità di guardare il quadro da diverse posizioni, quindi coglierne tutte le sfumature, c'era un fatto che più di ogni altro ci diceva: non possiamo che metterlo qui. Era esattamente il punto dove in precedenza sorgeva l'area absidale della vecchia chiesa, quella demolita nel 1807. Quindi era come riportare il quadro a casa, nella posizione in cui era stato collocato nella precedente chiesa, perché fosse goduto dalla comunità. Quindi noi l'abbiamo restituito alla comunità, non nella vecchia chiesa che ovviamente è scomparsa, bensì in un punto che fisicamente rievoca, rimette in condizione di vederlo dove si era pensato già di metterlo nel lontano. Allora, questo invece è la guidina che è stata pubblicata da Rotary con le edizioni dell'Università di Trieste, curata da Rossella Fabiani e da Adelio Paladini. Si intitola appunto La chiesa di Sant'Antonio Taumaturgo a Trieste, Pietro Nobile, e l'album Riscoperto, e già nel titolo c'è anche il percorso che avete intrapreso per arrivare alla guida. Portare a conoscenza della comunità quei documenti assolutamente di di difficile frequentabilità per il cittadino comune, che sono pur presenti negli archivi, ma che chiaramente richiedono uno sforzo maggiore, e quindi messi nella guida sono
facilmente visibili e comprensibili, e sono i disegni di Pietro Nobile per la chiesa che andava a sostituire quella demolita nel 1807. La guida nasce da un rapporto di collaborazione che abbiamo come Rotary voluto coltivare con l'Università degli Studi di Trieste, con lo SMATS, che è il sistema museale di Ateneo, perché il Rotary ama unire le competenze, le conoscenze, ritiene che fare sistema sia il mezzo più virtuoso per fare cultura, e quindi il risultato adesso è una guidina che è, come dicevo, cartacea, ma disponibile anche online, quindi aperta alla miglior consultazione. Si raggiunge anche tramite quel QR code di cui parlavo prima. Attraverso questo si arriva a una pagina dove c'è la scheda, ma c'è anche il link alla guidina. Quindi... Allora, l'apparato, questo è anche abbastanza interessante per quanto riguarda l'apparato fotografico, perché mi spiegava prima Alessandro Zammarchi che di solito quando si scattano le fotografie, le immagini, soprattutto in una realtà come quella della chiesa di Sant'Antonio Taumaturgo, che insomma delle volte bisogna fare delle foto di pale piuttosto alte, o hai come si dice, o allestisci una serie di montaggi, quelli che non so se il termine è corretto, trabatelli, non so qual è. Assolutamente sì. Oppure, come in questo caso, si è proceduto con i droni. Con i droni, i quali droni hanno consentito non solo di fare delle foto all'esterno di alta qualità che fanno vedere la chiesa da punti di vista assolutamente suggestivi e originali, ma al suo interno siamo riusciti ad avere delle immagini, delle foto grazie alla bravura dei fotografi, della fotografa Michela Bin e da chi l'ha assistita per comandare il drone, e che ci danno delle stesse pale una visione perfetta, perché presa nel punto giusto per avere il miglior fuoco. Quindi noi riusciamo ad avere le pale in una immagine che non è distorta, come capita allorché io fotografo l'oggetto dal basso e quindi mi ritrovo ad averne una visione assolutamente compromessa sul piano delle geometrie. Qui è perfetta, quindi anche per gli studiosi questa guida può rivelarsi e rende anche proprio le proporzioni esatte e favorisce anche la lettura comparata. Anche degli elementi architettonici, ci sono dei capitelli che noi siamo abituati a vedere dal basso, che sembrano tra l'altro relativamente piccoli mentre sono giganteschi, e portano con sé dei segni di classicismo tutt'altro che banali, che in parte non piacevano ai triestini del 1849, la famosa inaugurazione del nuovo Tempio di Nobile, troppo classicista, troppo rievocativo di stilemi simili a quelli del Pantheon, però dopo un po' quella divenne, come sappiamo, una delle chiese più importanti e frequentate e considerate assolutamente apicali sul piano anche della frequentazione esatto, cultuale in città. C'è anche un ricchissimo apparato di, come dire, di documenti, io poi con le piante ho un pessimo rapporto perché non ero mai bravo nel leggere le piante, sono giocato 2 punti a un esame perché non sono riuscito a leggere bene le piantine, ma insomma il libro, ancorché appunto una guidina, è però, come dire, c'è tutto quello che deve esserci in un prodotto di questo genere, che sarà reso disponibile in pratica. Naturalmente lo si può andare a chiedere in cartaceo presso la sede del Rotary, ma si può senz'altro anche scaricarlo online sul sito dell'editrice universitaria o da quello del Rotary. Oppure anche andando a vedere il quadro. Assolutamente, andando a vedere. Ed è una cosa che io suggerisco, perché l'impressione che si ricava dalla vista diretta del quadro è straordinaria. Le restauratrici che hanno curato l'opera, l'Esedra di Udine, hanno detto che è una delle rare situazioni in cui ci si trova di fronte all'opera posizionata provando più emozione di quella che si è provata nel restauro. E credo che l'emozione che loro provano nel restauro deve essere assolutamente massima, deve essere una roba veramente... Perché in questo caso il contesto talmente perfetto, talmente efficace sul piano proprio dell'illuminazione, della bellezza dell'insieme, della semplicità che valorizza anche questi segni complessi, perché come potremo a poco descrivere, ci sono delle particolarità in questa crocifissione, la cassetta degli attrezzi sotto, i piedi separati con 2 chiodi, insomma, che raccontano una storia d'opera d'arte non banale, ma questo appunto, come dicevo, non ritengo sia oggetto di
di disquisizione in questa sede lasciamola agli storici dell'arte che a poco arricchiranno quella scheda che sarà a disposizione della città. Ovviamente questo strumento vuole essere uno strumento anche per i turisti, visto che città turistica ormai Trieste lo è già diventata, far sì che questa scheda, così come questa guida, possano essere materia di frequentazione immediata e diretta dal turista, ci riempie ovviamente di buone speranze anche per la qualità di una visita che in questo modo con strumenti migliori può anche lasciare un'impressione diversa della città maggiore, e del suo patrimonio. Ultima riflessione, manca un minuto, non è il primo service che il Rotary fa per quanto riguarda come posso dire, la sottolineatura, mettiamola così, di un patrimonio artistico magari nascosto per tutta una serie di... Io non vorrei adesso fare una gaffe che sarebbe clamorosa, però mi pare che anche forse il momento fino ad ora più importante è il capitello a San Giusto. Noi tra l'altro quest'anno abbiamo anche ristampato la brochure che racconta la storia. Quindi siete voi dietro, meno male. Sì, ma abbiamo anche fatto un'altra cosa, sempre in quest'annata, oltre a occuparci, come abbiamo detto in altre occasioni, di altre materie, sì, forse più delicate dal punto di vista anche emotivo, abbiamo donato, proprio in questi giorni, abbiamo acquistato e donato un mandolino antico al Museo Smith? Al Museo Smith. Un mandolino intarsiato che abbiamo scelto di acquistare noi come soggetto privato per farlo elemento protagonista e aggiuntivo delle collezioni di strumenti musicali del Museo Smith. Potrà essere anche suonato? Io sì, spero che nelle occasioni in cui magari con qualche particolare anche così, momento di riflessione sull'oggetto si possa anche sentirne la voce. Questo ma naturalmente questa è una ipotesi che stiamo formulando io e lei in c'è questo Stefano momento Bianchi che esatto, Stefano Bianchi che è la prima figura in questo caso da guardare come punto di riferimento, perché con lui abbiamo concordato anche questo il lavoro di Stefano questo momento con sì, e come al solito fare sistema, visto che talvolta per il privato è più facile comprare che per il soggetto pubblico, abbiamo pensato bene di chiudere il nostro anno con questo acquisto e donarlo al Museo Smith e quindi lasciare che i cittadini fra qualche mese lo possano vedere nelle teche del nostro museo civico. Grazie siamo oltre, grazie ad Alessandro Zammarchi per essere stato con noi, complimenti per il lavoro. Grazie a voi dell'attenzione preziosa sempre. Noi adesso ci andiamo in pubblicità e poi il telegiornale delle 13:20. Bentrovati con il telegiornale di Tele4, edizione delle 13:20, che si apre con le parole del Presidente della Regione Massimiliano Federica, che abbiamo intercettato questa mattina. È tornato a parlare della questione della mozione di fiducia del centrodestra regionale, ma ha parlato Federica anche della situazione della difesa europea. Sentiamo la sua opinione. Andare verso una difesa NATO rafforzata, soprattutto in questo momento, penso che tuteli l'economia, il lavoro e quindi tuteli gli ospedali, le scuole, perché se qualcuno ci vuole raccontare, e faccio un esempio fra i tanti, per esempio se non abbiamo nulla per difendere il canale di Suez e le navi non arrivano nel porto di Trieste, qualcuno pensa veramente che lo Stato continui a avere le risorse se si bloccano le attività commerciali, imprenditoriali, economiche per pagare i servizi ai cittadini? Non ci sono nessuna relazione, c'è semplicemente un percorso che prosegue insieme, che viene espressa attraverso un voto di fiducia da tutta la maggioranza che è stata scelta dai cittadini di questa regione, punto. Vogliamo andare avanti esattamente come abbiamo fatto in questi anni, penso con risultati anche apprezzati dalla comunità del Friuli Venezia Giulia. Quindi anche là ci sarà un messaggio di pace, vede che tutto torna. Tutto torna, ma io sono sempre per la pace, sono per la pace perfino con le opposizioni, è che è un messaggio poco ascoltato dalle opposizioni. La cronaca: rimane ricoverato in terapia intensiva in gravi condizioni il centauro di 47 anni che ieri sera si è schiantato contro un palo in via Flavia di Stramare. Sentiamo i dettagli nel servizio di Gianluca Palladin. È gravissimo, in pericolo di vita l'uomo che ieri sera in sella al proprio scooter si è schiantato contro un palo in via Flavia di Stramare, vicino al centro commerciale Montedoro.
Il 47enne si trova ricoverato al reparto di terapia intensiva dell'ospedale di Cattinara. La prognosi è riservata. Il grave incidente è avvenuto ieri sera. Secondo le ricostruzioni, il Centauro avrebbe fatto tutto da solo. Un malore potrebbe essere stata la causa della perdita di controllo del mezzo. Violentissimo l'impatto con il cartello stradale a lato strada. Il 47enne è atterrato rovinosamente sull'asfalto a 20 metri di distanza dallo scooter. Alcuni passanti si sono subito fermati a prestare soccorso con il massaggio cardiaco. Una donna in particolare era al telefono con un operatore della Sores che assisteva a distanza alle manovre di rianimazione. Poi sono arrivate altre persone che si sono alternate per aiutare. Quando sono arrivate ambulanze e automedica, la situazione è apparsa subito gravissima. L'uomo era in arresto cardiaco da un quarto d'ora e ci sono voluti oltre 15 minuti perché i medici riuscissero a far sì che il cuore riprendesse a battere. Il 47enne è stato rianimato, stabilizzato e intubato sul posto, poi portato d'urgenza in codice rosso all'ospedale di Cattinara. Il malcapitato ha subito traumi e lesioni su tutto il corpo e nel corso della serata è stato trasferito al reparto di terapia intensiva. Sul luogo dell'incidente erano presenti anche i carabinieri di Muggia e le volanti della Polizia di Stato. La galleria di Via Flavia di Stramare è stata chiusa per permettere i rilievi. Il traffico è andato in tilt. Torniamo a parlare della questione dei nomi dei vertici del porto di Trieste. L'onorevole Deborah Serracchiani del Partito Democratico giudica molto grave l'interferenza politica sulla revoca di Vittorio Torbianelli quale segretario generale del porto. Ne ha parlato a Ring, intervista in onda questa sera, vi proponiamo una breve anticipazione. Il fatto che io abbia scelto Zeno D'Agostino credo che venga riconosciuto da tutta la città, sì, dalla quindi regione, è la politica che sceglie, cioè è un ruolo che sì, ma la politica determina la politica non ha scelto la politica, la politica ha scelto il manager che stava in campo migliore possibile, che ha lavorato al meglio possibile. Il presidente del porto sceglie in modo esclusivo il segretario generale del porto. È una scelta esclusiva del presidente del porto. Quindi è una sgrammaticatura. Questa è la politica, questa è la politica che non deve entrare. Quando Zeno D'Agostino ha scelto il segretario, io non gli ho mica mandato una rosa con le miei desiderata. Siamo andati a prendere un caffè, gli ho detto: hai individuato la persona giusta? Sì, è questa qui, punto. Basta. Perché il presidente del porto, per l'autorità che ha e per le mansioni e competenze che ha, è la persona che per legge sceglie in via esclusiva il segretario generale, punto. Il fatto che la politica abbia imposto all'attuale presidente del porto di Trieste di revocare le deleghe già date a una persona peraltro che ha fatto il presidente del porto e che accettava di fare il segretario generale del porto, cioè Vittorio Torbianelli, è una roba che non si è mai vista. Ha fatto il commissario. E che non fa onore alla città. Non fa onore alla città, e mi permetta di dire al Presidente della Regione, che è anche Presidente della Conferenza delle Regioni, ma cavolo, ma se conta il Presidente Vedriga, sta roba qui non doveva succedere, non doveva succedere. E invece no, qual è la cosa che sta succedendo? Che dove c'è il Presidente di uno deve esserci il segretario dell'altro e viceversa. E questo sta succedendo in tutta Italia. Ci colleghiamo ora con la sala operativa della Polizia Locale dove ci attende l'ispettore Schillani per le notizie di giornata. Buongiorno ispettore. Sì, buongiorno a lei e a tutti i telespettatori. Prego. Allora, la mattinata è stata caratterizzata da due problemi per quanto riguarda traffico e viabilità. Il primo, questa notte è stato un incidente in Piazza Libertà, Largo Santos, quindi tutta la postazione semaforica che serve appunto l'intersezione Libertà Santos, Corso Cavour e la Piazza Libertà Cellini, sì, i semafori sono spenti. Eravamo sul posto questa mattina per la viabilità, i tecnici stanno operando, però purtroppo non credo che in giornata riusciranno a ripristinare il semaforo, quindi fare attenzione. Oggi e domani il semaforo e naturalmente neanche lampeggia è proprio spento, vigono le precedenze come da segnaletica orizzontale e naturalmente sulle ore di punta saremo presenti per la viabilità manuale. E dopodiché c'è stato anche un problema in zona San Giusto, c'è stata una rottura anche qui di una condotta idrica come in via di Miramare e i tecnici a Cegas hanno dovuto chiudere la via Capitolina, siamo all'altezza di Piazza delle Cattedrali, quindi proprio dove c'è la cattedrale San Giusto e l'entrata del castello all'inizio di via San Giusto. Quindi la via Capitolina è chiusa,
non si riesce a salire a San Giusto, chi sale a Capitolina deve per forza di cose impegnare via Ragazzi 99 e percorrere la via Tommaso Grossi, che da senso unico è stata creata a doppio senso per poter dare a sbocco al senso unico di via Capitolina. Stessa cosa chi sale via del Monte e impegna Capitolina deve per forza di cose svoltare a sinistra in via Ragazzi 99, spero di essere stato chiaro. Abbastanza. Per quanto riguarda il pomeriggio, 2 manifestazioni, naturalmente il concerto sulle rive, chiusura delle rive da piazza Tommaseo a Mercato Vecchio, dalle 17 alle 24, cessate esigenze. C'erano già stati gli avvisi, sono già state sgomberate le zone, quindi fare attenzione che dalle 17 verrà chiusa tutta la zona con deviazione anche dei mezzi pubblici. Rive che domani verranno anche interdette la sosta per l'arrivo della nave da crociera. Inoltre questo pomeriggio anche una manifestazione di auto supercar che si posizioneranno intorno alle ore 17 in piazza Ponterosso, quindi anche qui potrebbe esserci dei rallentamenti, e anche domani che dovrebbero ripartire intorno alle ore 16. Altre cose al momento non ho, ci sono vari divieti, altre cose, ma diciamo per la viabilità queste sono le cose più importanti, quindi per questo restituirei la linea. Grazie all'ispettore superiore della Polizia Locale Leonello Schillani, una buona giornata e un buon lavoro. Grazie anche lei e a tutti gli spettatori. Ecco, quindi ancora una volta di più ribadiamo, dalle 17 alle 24, chiusura del tratto delle rive, quello limitato alla zona di Piazza Unità d'Italia, anche per i mezzi pubblici, quindi fare attenzione per chi si deve recare in zona di scegliere percorsi alternativi, perché il traffico inevitabilmente sarà abbastanza denso. Domani invece traffico da Bollino Rosso nell'autostrada A4 in entrambe le direzioni, con code e rallentamenti, soprattutto verso le località di mare. Di fatto l'estate sta dando quelli che sono i suoi esiti sul traffico autostradale, ovvero code soprattutto nelle zone dei caselli. Traffico da Bollino Rosso sulla rete autostradale Alto Adriatico per la giornata di domani. La stima è che possano transitare oltre 194.000 veicoli. Possibili code e rallentamenti sulla A4 in direzione Trieste alla mattina e al pomeriggio in prossimità degli svincoli verso le località balneari nel tratto 2 corsie San Donà di Piave, Portogruaro e un'uscita alla barriera di Trieste, l'Isert. Traffico intenso anche in direzione Venezia verso le località balneari alla mattina. Bollino giallo invece per le previsioni di traffico nella giornata di domenica, con transiti superiori alle 169.000 unità. Il traffico sarà sostenuto sull'autostrada A4 in entrambe le direzioni, con possibili rallentamenti agli svincoli verso le località di mare. A partire da questo fine settimana Autostrade Alto Adriatico rafforzerà l'organico su strada con anche l'aiuto di piazzalisti, coloro che indirizzano le auto nei caselli per agevolare i flussi. L'esigenza di anticipare i tempi è dettata dagli indicatori del traffico raccolti in questa prima parte della stagione estiva, che hanno fatto segnare sabato 14 giugno un più 14,75% di passaggi rispetto al sabato omologo dell'anno scorso, sabato 21 più 2,73% e domenica scorsa un più 17,71% con 190.000 transiti. Dato quest'ultimo inflazionato per i rientri dei turisti austriaci per il Corpus Domini. È partita a Gorizia la campagna antincendio 2025 con il coordinamento tra la Prefettura, la Protezione Civile e gli altri enti. Obiettivo: prevenire nuovi roghi sul Carso e rafforzare i controlli estivi. Con l'estate appena incominciata, la Prefettura di Gorizia ha avviato ufficialmente la campagna antincendio 2025, riunendo tutte le componenti del sistema di protezione civile per rafforzare il coordinamento delle attività di prevenzione e contrasto. L'iniziativa si inserisce nel solco della collaborazione già collaudata con la Prefettura di Trieste, alla luce dei gravi incendi che negli anni scorsi hanno interessato il territorio carsico. Al centro dell'incontro l'analisi dei rischi specifici dell'area e la definizione di azioni congiunte tra istituzioni, protezione civile, vigili del fuoco, ispettorato forestale, forze dell'ordine e gestori di infrastrutture ferroviarie e stradali. Particolare attenzione è rivolta alle zone di interfaccia urbano-rurale, dove è più alta la possibilità che un incendio si propaghi rapidamente con conseguenze rilevanti. Tra le novità di quest'anno, le segnalazioni di incendi boschivi al numero unico 112 saranno prese in carico direttamente dalla sala operativa regionale della Protezione Civile, che potrà così attivare con maggiore tempestività i volontari sul campo e i mezzi di spegnimento. È previsto inoltre l'avvio di attività di
pattugliamento da parte delle squadre di volontari. Il sistema regionale è stato rafforzato anche con l'aumento dei DOS, i direttori delle operazioni di spegnimento, mentre i vigili del fuoco disporranno di squadre aggiuntive pronte a intervenire nei mesi estivi grazie a una convenzione con la Protezione Civile. Sul fronte della prevenzione strutturale, i gestori delle reti ferroviarie e stradali hanno garantito attività di sfalcio e manutenzione lungo i tracciati, con Rete Ferrovie Italiane impegnata nella posa di muretti tagliafuoco. Le forze di polizia intensificheranno i controlli nelle aree più esposte. L'incontro ha sottolineato l'importanza di un'azione coordinata e costante non solo per gestire le emergenze, ma soprattutto per evitarle, attraverso la promozione della cultura della protezione civile e il coinvolgimento attivo dei cittadini. Dati ancora in crescita per il comparto turistico in Friuli Venezia Giulia, più 14% nei primi mesi di quest'anno rispetto al 2024. Lo ha riferito oggi l'assessore regionale al turismo Sergio Emidio Bini durante la presentazione del restyling dell'Infopoint turistico di Piazza Unità. Spazi rinnovati, merchandising, un video wall alle spalle degli impiegati dell'ufficio che passa costantemente le immagini che inquadrano le bellezze della regione. L'infopoint turistico della regione Friuli Venezia Giulia nella centralissima Piazza Unità d'Italia si è rifatto il look. Oggi l'assessore regionale Sergio Emidio Bini ha salutato il personale e visitato il locale al piano terra del Palazzo Presidenziale, soddisfatto della resa dell'ufficio. Ci voleva un luogo accogliente, visibile, in grado di proporre e di promuovere quelle che sono le bellezze e le ricchezze del Friuli Venezia Giulia, e ci mettiamo anche il merchandising. Aperto ora, gli operatori mi hanno detto che già in queste prime ore di attività nella nuova sede le telefonate, le richieste di informazioni da parte dei turisti sono molte, quindi un restyling che sta interessando un po' tutti i punti di informazione turistica della regione Friuli Venezia Giulia, Trieste, ma non solo Trieste, stiamo rendendo belli ed accoglienti un po' tutti gli infopoint che gestiamo come Promoturismo. Il biglietto da visita, per chi ne avesse bisogno, riflette quelli che sono i dati costantemente in crescita in questi anni dell'afflusso turistico in tutta la regione, con particolare concentrazione d'estate nelle località balneari, ma anche in città attrattive come Trieste. Il dato che mi hanno portato ultimo parla nel 25, in questi primi mesi del 25, di un ulteriore più 14% rispetto all'anno dei record, quindi sta andando tutto molto bene, quindi incrociamo le dita, affrontiamo questa stagione che ormai anche a Trieste non è più solo estate, ma è 365 giorni all'anno. I palinsesti sono dei palinsesti molto ricchi, i luoghi sono belli, quindi insomma pronti ad accogliere. E domani, sabato 28 giugno, il mare di Trieste si accende con la Barcarola Triestina, sfilata notturna di barche illuminate promossa dalla Lega Navale a sostegno dell'associazione Io Tifo Sveva. Sabato 28 giugno torna a Trieste la magia della Barcarola Triestina, l'evento notturno organizzato dalla Lega Navale Italiana, sezione di Trieste. Una suggestiva sfilata di barche illuminate colorerà il mare cittadino con un'iniziativa che unisce spettacolo, musica e solidarietà. La manifestazione a scopo benefico in favore dell'associazione Io Tifo Sveva vedrà il raduno delle imbarcazioni alle 21:30 nello specchio d'acqua antistante il molo della base nautica. Alle 22, con l'accensione delle luminarie di bordo, inizierà la parata. Tutte le barche si muoveranno in fila indiana, guidate da un mezzo della Lega Navale con luce gialla lampeggiante. Il percorso si snoderà fino al molo quarto per poi rientrare costeggiando le rive cittadine e la Sacchetta. A rendere l'atmosfera ancora più festosa ci penserà la musica dell'associazione bandistica folcloristica muggesana Ongia, a bordo del ponton boat posizionato al centro della fila. Durante la sfilata verrà inoltre distribuita anguria fresca dai gommoni della Lega Navale Italiana. La partecipazione è aperta a tutti con un contributo di 10 euro a persona. Le iscrizioni si raccolgono presso la sede della Lega Navale in Molo Fratelli Bandiera 9. In caso di maltempo l'evento si sposterà a terra con musica e anguria all'interno della sede. Una serata in cui il mare si fa spettacolo per una buona causa. Ci fermiamo ora per qualche minuto di pubblicità, rimanete con noi, torneremo tra poco. Riprendiamo il telegiornale. La bocciatura dell'emendamento sul terzo mandato in commissione al Senato non è interpretata come una pietra tombale per la regione Friuli Venezia Giulia dai consiglieri di maggioranza. Intanto le opposizioni rivendicano: avevamo ragione sul vero motivo della crisi. Sentiamo.
Bocciato l'emendamento leghista sul terzo mandato dei governatori in Commissione Affari Costituzionali al Senato, un tema che infiamma il dibattito anche in Friuli Venezia Giulia, indicato come il vero casus belli da parte dell'opposizione, negato invece dalla maggioranza che dopo la crisi sembra ricompattata sulla mozione presentata ieri in aula. È una vicenda particolarissima che non mette una pietra tombale sul terzo mandato. C'è stato un emendamento improvviso da parte del partito della Lega. Forza Italia ha annunciato la propria contrarietà, a quel punto Fratelli d'Italia ha annunciato che se non vi era accordo con gli alleati non poteva a quel punto sostenere questa che era comunque una piccola forzatura. E quindi resta comunque aperto il tavolo del centrodestra, perché nel centrodestra nessun tema è tabù. Insomma, allora possiamo ribadire di nuovo, come ho detto ieri, la mozione di ieri era tanto rumore per nulla, e il presidente Fedriga, quando ieri ha detto ma nessuno di noi ha mai parlato del terzo mandato, io non ho mai parlato del terzo mandato, ma insomma ci stiamo veramente prendendo in giro. Sappiamo perfettamente che tutti questi mesi sono stati congelati anche per questo motivo, anche perché stiamo arrivando vicini allo scollinamento dei 2 anni e mezzo. Noi insomma, abbiamo sempre posto questo problema perché siamo per la libertà di scelta, per la libertà di scelta dei cittadini, cioè i cittadini devono poter scegliere. Devono poter anche scegliere e magari confermare, se lo vogliono o meno, anche senza scelta al ribasso. Dopodiché credo che il dibattito e il ragionamento con le forze politiche può essere ancora aperto, e voglio ricordare che noi possiamo, come Regione a Statuto Speciale, aspettare la sentenza della Corte Costituzionale sul Trentino. Ho la sensazione che l'emendamento della Lega fosse una delle tante finte di Matteo Salvini per rassicurare i presidenti di regione interessati, ma senza in realtà alcuna insistenza, perché è chiaro che se uno vuole portare a casa l'obiettivo raggiunge l'accordo politico, non va a presentare a scatola chiusa un emendamento. Quindi direi che la situazione è semplicemente ancora una situazione di stallo all'interno della maggioranza, vedremo cosa ne verrà fuori. Momenti di tensione a Barcola. Mercoledì sera un uomo è stato visto con un cacciavite conficcato nel petto mentre si allontanava in auto dopo una lite. Sul posto carabinieri e 118. Una scena inquietante quella segnalata nella serata di mercoledì 25 giugno sul lungomare di Barcola. Un uomo, descritto come probabilmente di origine medio orientale, è stato visto con un cacciavite conficcato nel petto nei pressi del Nono Topolino. Nonostante la ferita, l'uomo si sarebbe allontanato rapidamente a bordo di un'utilitaria insieme ad altre 3 persone. La segnalazione è partita da un passante che ha allertato immediatamente le forze dell'ordine. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del radiomobile di Eurisina e della stazione di Miramare, oltre a un'ambulanza del 118. All'arrivo dei soccorsi, alcune persone risultate presumibilmente coinvolte nella lite erano ancora presenti sul posto. Una di loro ha riportato una ferita lieve compatibile con un'aggressione. I sanitari hanno contattato il pronto soccorso degli ospedali di Cattinara e Monfalcone per verificare l'eventuale arrivo del soggetto ferito più gravemente. Nel frattempo i militari hanno raccolto testimonianze tra i presenti, i quali parlavano di una lite scoppiata per futili motivi, negando però l'uso di armi improprie come un cacciavite. Sull'episodio indaga ora la magistratura. Il pubblico ministero di turno è stato informato, così come il personale dirigenziale dell'Arma. Al momento non risultano arresti, ma l'identificazione del ferito e il chiarimento della dinamica restano al centro dell'attenzione investigativa. E sfrecciava a 40 km all'ora senza pedalare, ma non era una bici. Fermata a Barcola dalla polizia locale una bici elettrica modificata, scattata una maxi multa da 1.200 euro e il sequestro del mezzo. Sfrecciava nel lungomare di Barcola a 40 km/h senza nemmeno toccare i pedali, un comportamento anomalo che non è sfuggito a una pattuglia del reparto motorizzato della Polizia Locale di Trieste in servizio sabato mattina 21 giugno. L'attenzione degli agenti è stata attirata da una bicicletta elettrica che per oltre 1 chilometro procedeva a velocità sostenuta in modo completamente autonomo, senza alcuno sforzo da parte del conducente. Il controllo ha fatto presto chiarezza, si trattava di un mezzo truccato e non conforme alle caratteristiche previste del codice della strada per i velocipedi a pedalata assistita. Secondo l'articolo 50 del codice, infatti, le e-bike devono essere dotate di un motore elettrico ausiliario
con potenza massima di 0,25 kW che si disattiva al superamento dei 25 km/h o quando il ciclista smette di pedalare. È ammessa la presenza di un pulsante per la partenza assistita, ma solo fino a una velocità di 6 km/h. Nel caso specifico la bicicletta era invece dotata di un acceleratore di velocità sulla manopola, non si fermava al raggiungimento dei 25 km/h e viaggiava autonomamente ben oltre i limiti imposti dalla legge. In altre parole, si trattava a tutti gli effetti di un ciclomotore mascherato da bici elettrica. Il risultato è stata una sanzione salata, quasi 1.200 euro di multa, fermo amministrativo e sequestro del mezzo, in base agli articoli 97 e 50 del codice della strada. La conducente inoltre avrebbe dovuto indossare il casco e circolare con assicurazione, targa e certificato di circolazione. La polizia locale coglie l'occasione per lanciare un monito ai cittadini, prestare la massima attenzione nell'acquisto di biciclette elettriche e verificarne attentamente le caratteristiche tecniche. La sicurezza sulle strade dipende anche dal rispetto delle regole e dalla consapevolezza dei rischi connessi a un uso scorretto di questi mezzi. SIOT chiude il 2024 con un utile di 2.900.000 euro e nomina Alessandro Gorla nuovo presidente e amministratore delegato. In crescita il trasporto di greggio, investimenti raddoppiati e nessun infortunio sul lavoro. L'Assemblea dei soci di SIOT, società italiana per l'oleodotto transalpino, ha approvato il bilancio 2024 che si è chiuso con un utile netto di 2,9 milioni di euro. Contestualmente è stato nominato il nuovo presidente e amministratore delegato. Si tratta dell'ingegnere Alessandro Gorla, che dal 1 luglio assumerà anche il ruolo di general manager del consorzio TAL, succedendo ad Alessio Lilli. Nel 2024 SIOT ha confermato il proprio ruolo strategico nella rete di approvvigionamento di greggio per Austria, Germania e Repubblica Ceca. Il trasporto tramite oleodotto ha raggiunto i 40 milioni di tonnellate, più 8,3% rispetto al 2023, mentre al terminale marino di Trieste sono state sbarcate 40,2 milioni di tonnellate da 423 navi. I ricavi si attestano a 99,3 milioni di euro, in calo rispetto ai 103,5 milioni dell'anno precedente, per effetto della riduzione delle tariffe di trasporto. Il margine operativo lordo è stato pari a 13,1 milioni, mentre il reddito operativo si è fermato a 3,7 milioni. Sono diminuiti i costi dei servizi, meno 921.000 euro, anche grazie a un'ottimizzazione delle fonti energetiche, mentre sono aumentati i costi per il personale, 15,9 milioni, in seguito a un incremento dell'organico salito a 140 unità. Nel corso dell'anno SIOT ha investito 45,8 milioni di euro in immobilizzazioni materiali, più del doppio rispetto al 2023. Tra i principali interventi figurano il rifacimento del terminale marino, la manutenzione straordinaria dei serbatoi e il progetto TAL Plus, che porterà la capacità dell'oleodotto a 7.500 metri cubi ora. Nessun infortunio è stato registrato durante l'anno. Nonostante le tensioni geopolitiche internazionali, l'impatto sul traffico verso il terminale marino è stato contenuto. Sul piano macroeconomico, SIOT ha dovuto confrontarsi con il calo del PIL tedesco, meno 0,2%, principale mercato di riferimento. Appuntamento questa sera con Ring alle 21:10, ospiti l'onorevole Deborah Serracchiani del Partito Democratico, poi un'intervista con l'assessore comunale al bilancio del Comune di Trieste Everest Bertoli e quindi il dibattito per il talk show politico con in studio Danilo Slocar della Lega, Marco Slavic di Adesso Trieste, Ignazio Vania di Fratelli d'Italia e Luca Bressan del Partito Democratico, conduce Ferdinando Avarino. Testata invece con esito positivo la nuova struttura che consente alle persone disabili di fare il bagno a mare a Porto San Rocco a Muggia. Per completare l'operazione ora si cerca un assistente alla balneazione. Primo test nella spiaggia di Porto San Rocco a Muggia per la struttura mobile che consentirà l'accesso al mare delle persone con disabilità. Si tratta del primo supporto avviato a Muggia con queste finalità ed era atteso da anni dal territorio. La strumentazione sarà a disposizione sul posto nel corso della giornata balneare e alla sera verrà riposta in un magazzino nelle vicinanze. Sarà sempre attivata alla presenza di un assistente alla balneazione. La persona potrà entrare in acqua attraverso una seduta che lentamente scorrerà sui binari fino a raggiungere il mare. Con lo stesso meccanismo poi rientrerà al punto di partenza una volta concluso il bagno. Soddisfatto il sindaco di Muggia Paolo Polidori, presente al test di prova. Si sta completando l'iter, ha spiegato. La struttura quindi è stata montata e provata con esito positivo e non resta, e qui sta l'appello, che trovare un bagnino che assista le persone durante le operazioni di utilizzo. Ed è tutto per questa edizione del nostro telegiornale. Il prossimo appuntamento con l'informazione sarà alle 19:30. Buona giornata.